Sole splendente e paesaggio imbiancato. Dopo il maltempo la montagna veneta si presenta così, splendida per invogliare tutti gli amanti dello sci, che dovranno però pazientare ancora una decina di giorni. Troppo poca la neve caduta ieri per l'apertura anticipata di qualche impianto come Faloria e Colgallina a Cortina o Campolongo ad Arabba. Sì, non proprio nella misura che ci aspettavamo, soprattutto anche per le grandi folate di vento che ci sono state nella scorsa notte che hanno portato via gran parte della neve. Nonostante questo, comunque abbiamo un paesaggio bianco, diciamo dai 20 ai 50 centimetri, ma che non sono sufficienti in questo momento per poter aprire il 26 per le 2 o 3 aree che avevamo idea di aprire. Le prospettive per la stagione sono buone, nonostante la congiuntura economica difficile. Le Dolomiti si confermano tra le mete più gettonate per le vacanze invernali. Ora le temperature sono basse e sulle piste si sta lavorando a pieno ritmo per partire il 3 dicembre. È spostato di una settimana, con il 3 di dicembre si apriranno tutte le piste, tutti gli impianti delle Dolomiti, credo anche quelli di Asiago, dove la neve è stata più abbondante addirittura che da noi, e poi inizierà effettivamente la stagione vera e propria.